Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Operazione anti-'ndrangheta nel Reggino con 8 arresti e un sequestro di beni per 10 milioni di euro. I carabinieri hanno eseguito le ordinanze emesse dalla DDA nei confronti di 8 affiliati alla Cosca Bellocco di Rosarno, indagati per associazione mafiosa, porto e detenzione illegale d'arma da fuoco e favoreggiamento personale per quanto riguarda la latitanza di Gregorio e Giuseppe Bellocco, esponenti di vertice dell'omonima Cosca rosarnese inseriti tra i 30 ricercati più pericolosi e catturati da Ross nel 2005 e nel 2007. Per favorire la latitanza di 4 ricercati erano stati costruiti 14 bunker. La squadra mobile di Cosenza, su disposizione della Procura, ha avviato un'operazione contro un'associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni, furti e ricettazione. 8 le ordinanze di custodia cautelare in carcere e decine gli indagati. Numerose le perquisizioni nel villaggio Rom di Via degli Stadi, dove la Procura ha disposto il sequestro di manufatti abusivi e la rimozione di ostacoli fissi impiantati sul suolo pubblico. È di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina sulla strada statale 280 che collega Catanzaro con Lamezia Terme. Una Fiat Punto si sarebbe immessa contromano e si sarebbe scontrata prima con una Volkswagen Polo, poi con un furgone. Sul colpo è morta una donna, mentre l'uomo che viaggiava con lei è in gravi condizioni e il giovane che conduceva la Punto ha riportato traumi. Entrambi si trovano ora in ospedale. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il 118. È stato condannato a 2 anni e 4 mesi Francesco Nucera, il meccanico accusato di aver fornito l'automobile, una Fiat Marea, che poi fu caricata di armi e di esplosivi in via Ravagnese a Reggio Calabria, il giorno della visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel gennaio scorso. L'uomo è stato condannato dal GUP Filippo Leonardo per favoreggiamento, ma è stata esclusa per lui la modalità mafiosa. Per Nucera, il PM Maria Andrigo aveva chiesto 4 anni di reclusione. Il presidente della regione Giuseppe Scopelliti è intervenuto ieri a Cosenza nella sede di Confindustria alla presentazione dello studio Attraversando la crisi, il rapporto sull'economia calabrese. Nonostante la crisi che coinvolge tutta l'Italia, oggi, ha detto Scopelliti, abbiamo la possibilità di impegnare importanti risorse per dare un buon contributo alla ripresa. Per ottenere risultati importanti, secondo il governatore, serve una strategia comune, pianificando interventi mirati e condivisi da tutti gli attori del territorio. È stato presentato ieri presso la Sala del Consiglio della provincia di Catanzaro il progetto Passione Italia, un concorso fotografico che si terrà in collaborazione tra gli altri con il Comitato Italia 150 e la SEAT Pagine Gialle. Iscrivendosi al sito www.passioneitalia.it si potranno inserire e poi votare le foto del paesaggio, delle persone, dei luoghi, della storia della propria città. Le immagini più belle, scelte da una giuria, saranno le copertine di Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tutto Città. Nuove entrate per l'IDV di Crotone hanno infatti aderito al partito di Di Pietro il consigliere provinciale Salvatore Bonofiglio, il vice sindaco e un assessore di Roccabernarda Vincenzo Rosa e Salvatore Calzone, il presidente del consiglio comunale di Melissa Maria Malena e il consigliere di Caccuri Nicola Di Gioia. A presentare le new entry il commissario regionale Ignazio Messina e il consigliere regionale Emilio De Masi. Quest'ultimo ha annunciato che lascerà l'incarico di consigliere provinciale a favore di Natale Martucci. In 5.000, soprattutto bambini in delirio, hanno gremito la platea e le tribune dello stadio Ceravolo di Catanzaro per l'unica tappa in Calabria del musical Il mondo di Patti. La serata è stata scandita da urla di gioia, applausi, scene di straordinario entusiasmo. I bambini erano entusiasti e inquieti in attesa di poter vedere da vicino Laura Esquivel, la giovanissima cantante attrice argentina del clamoroso successo televisivo internazionale. Lo spettacolo, un autentico colossal musicale, è durato circa 2 ore. Sono stati Ficarra e Picone e Mr. Forest ad aprire ieri la 6ª edizione del Festival Euromediterraneo di Altomonte, all'insegna della comicità. Nell'anfiteatro è andato in scena in esclusiva provinciale il Summer Night Live, varietà comico che ha visto riuniti per la prima volta sul palco dell'estate 2010 un cast eccezionale. Ficarra e Picone e il Mago Forest per 2 ore di risate, accompagnati dallo stand-up Gianluca Belardi e dal pianista Lele Micò. Il pubblico ha risposto bene a questo esordio del festival, curato dal direttore artistico Enrico Provenzano.